Siamo qui per una occasione speciale e particolare, in quest'anno che vede le celebrazioni del 150esimo dell'Unità d'Italia. Grazie alla Fondazione Boldini, che ringrazio, siamo qui per scoprire una targa che ricorda il nostro primo sindaco. Ed è un sindaco importante non solo perché è il primo sindaco di Mogliano, ma perché è anche patriota, ed è grazie anche all'intervento di questi giovani che l'Italia poi ha avuto, ha visto la nascita. Prima di Giuseppe Boldini, Mogliano si chiamava solo Mogliano, ed è grazie al sindaco Boldini che in quel momento diventa Mogliano Veneto. Siamo nel 1868 e Mogliano diventa veneta, ecco. Nel senso, fino a quel momento era una cittadina qualsiasi, diventa la cittadina che noi adesso conosciamo. Il federalismo vuol dire unire, vuol dire stare insieme, vuol dire avere un obiettivo comune e scegliere una forma per attuarlo. Probabilmente quei patrioti in quel momento avevano proprio anche questa spinta e questa volontà. Io mi auguro che questo sia lo spirito che ci fa andare avanti, e spero che si apra per Mogliano, come è successo per Giuseppe Boldini, una stagione nuova, viva, e che Mogliano possa essere una città sempre più importante e sempre più accogliente per i suoi cittadini. Grazie a tutti, e vorrei fare un applauso alla Fondazione Boldini, che ha contribuito alla realizzazione della targa e ci ha aiutato anche nella realizzazione del programma relativo ai 150 anni dell'Unità d'Italia. Grazie veramente di cuore. Comunque sono felice di partecipare a questo incontro, a questa mattinata, perché è per me particolarmente significativa, perché è importante per una comunità ricordare chi di questa comunità è stato a capo e ha segnato delle tappe importanti della storia, perché vedete, il tempo che passa porta a rendere flebili o a cancellare i ricordi, quindi è bene che le comunità locali ricordino queste persone che hanno avuto un ruolo importante per loro stessi. Quindi complimenti al Comune per questa iniziativa, complimenti alla Fondazione. Credo che la Fondazione possa fare un'attività culturale importante proprio per tenere vivi quelli che sono stati i principi e i valori che hanno guidato Boldini nella sua attività di sindaco e di artista. A me, come presidente della Fondazione Giuseppe Boldini, spiegare perché abbiamo costituito questa fondazione. Vorrei dire che è più una volontà di mia moglie che mia, perché noi Boldini avevamo come tradizione già in casa di questo antenato. Lei, che veniva da fuori, ha detto: è importante che venga ripresa la memoria di Giuseppe, perché lei si era studiata le carte, aveva restaurato i suoi dipinti perché era restauratrice, quindi lo valutava sia come qualità di pittore che come qualità di uomo e di patriota. In questo momento, che sono i 150 anni dell'Unità d'Italia, viene molto bene ricordare la sua attività di patriota, perché fu un personaggio che assunse le sue responsabilità e quando era all'Accademia come insegnante ormai nel 1948 divenne comandante della guarnigione dell'Accademia, quindi combatté in armi contro l'Austria che assediava Venezia, insomma, e quindi è un personaggio che si sapeva compromettere, ecco, sapeva prendersi le sue responsabilità e le sapeva gestire nelle azioni. Poi, finito il 48, lui continuò a fare il mazziniano com'era e continuò a vendere cartelle mazziniane. Alla fine, nel grande numero di arresti che furono fatti in quel momento, nel 52, lui fu arrestato e andò fu messo nelle carceri di Mantova. Questa testimonianza di questa cella c'è nel suo dipinto.
questa tavoletta che lui dipinse mentre era in carcere, in cui dipinse lui e i suoi compagni di cella, compreso il carceriere, perché la condizione per poterla dipingere era che ci fosse anche l'immagine del carceriere, per far vedere che non era un'associazione, non era una riunione di cospiratori, ma erano dei cospiratori che erano stati catturati e messi in cella. Poi venne la grazia e quindi poté uscire dalla carcere. Poi si recò in Russia, dove andò più volte a dipingere perché era molto apprezzato alla corte dello zar, e quindi abbiamo varie memorie ormai di questa attività. E quindi questo è il personale, il senso della responsabilità, il valore è un valore che tutti noi dobbiamo riconoscere a Giuseppe e che dobbiamo fare nostro. Partendo dai ringraziamenti, soprattutto in primis dalla Fondazione Boldini per l'impegno che avete visto sta mettendo per riscoprire uno dei nostri protagonisti della nostra storia moglianese. Finalmente indagare sulla storia vuol dire anche costruire e riscoprire le nostre radici e a volte scoprire anche il motivo per cui una comunità si sente solidale e crea anche i propri legami. Grazie per questo impegno, grazie alla provincia con l'assessore Conte sempre presente alle nostre iniziative e sempre vicina a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Complimenti all'assessorato e tutti gli amici che hanno voluto, il quartiere, che hanno voluto celebrare questo momento. E dico sempre, è un primo passo, bisogna farlo, bisogna cominciare a muovere, bisogna cominciare a riscoprire e poi a promuovere la nostra storia. Troppo spesso siamo stati abituati ad apprendere solamente la storia da quelli che sono, come diceva bene l'assessore Conte, i nostri libri di storia, e a volte dimentichiamo quella che è la nostra storia più vera, quella a cui noi quotidianamente contribuiamo, e quella della nostra comunità. Lo facciamo cercando di avere uno spirito di responsabilità e lo cerchiamo di fare in tutte quelle che sono le nostre attività. Vedo in molti di voi gente che quotidianamente si impegna per lasciare alla propria famiglia, ai propri vicini, ma alla propria città una Mogliano migliore. Lo fa con quello che è un impegno, che è lo spirito, che credo che fosse lo stesso che portò Giuseppe Boldini a partecipare attivamente a tanti motti, a quelli del 48, che lo portò attivamente a rischiare anche la propria vita per quello che era l'ideale di poter portare a queste terre il senso della libertà, non solo libertà da quello che era a quel tempo un oppressore, adesso è un nostro grande alleato amico l'Austria, in quella che è la comunità europea, ma soprattutto il senso di poter dare la libertà a quelli che sono cittadini, i propri cittadini della propria comunità, la possibilità che questi vivessero appieno, almeno per quello che era quel tempo, la sfera dei propri diritti di essere cittadino attivo. Chiudo allora, grazie a Boldini e viva i Boldini per quello che stanno facendo, e viva anche la nostra città di Mogliano. Andiamo via, vediamo. Eccoci qua. Giuseppe Boldini, 1822-1898, patriota, pittore, primo sindaco di Mogliano Veneto. Nel 2011 è il 150° anno dell'Unità d'Italia. Tutti quelli che sono bene adesso. Dio ama tutte le creature e le custodisce con immenso amore. Invochiamo la sua benedizione su questa targa, perché ci guidi e ci sostenga con la forza del suo Santo Spirito. Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e le energie del creato, perché ci aiutino in operosa concordia, benedici noi e quest'opera delle nostre mani, e fa che, riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio, che è benedetto nei secoli, vi benedica sempre e dovunque, perché tutto cooperi al vostro bene. In Cristo nostro Signore. Amen. Arriva.